La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. I'm declaring war on fat gay kids. Not the kids themselves, but on whatever's making them so fat, gay, and pathetic. Bro, if my woman doesn't throw shit at me, doesn't beat me up, doesn't yell at me, the marriage is boring. We need a little bit of domestic violence to keep the spark up in the marriage. Prima teoria. Seconda teoria. Bro, I love crazy bitches. How do you spot a crazy bitch? Big nose, fat ass. It's automatically a crazy bitch. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. Vitto, voglio farti una confessione. Sono fascista. Grandissimo George che hai bombardato quegli schifosi iracheni. Ma che cazzo stai dicendo? Sono collegato da Tel Aviv, lo Stato di Israele. Vitto, ma com'è il tempo a Leopoli? C'è chiunque nella vita non ha mai sognato di almeno una volta di andare a Trans. I nostri valori da mantenere. La libertà, la figa e via di. Questo è proprio un mondo al contrario. 10 condanne per diffamazione. Cancellate il programma! No. Ma adesso non da su Radio Libertà. I barbari eleganti! Buonasera a tutti e benvenuti all'ultima puntata del 2025 dei Barbari Eleganti qui su Radio Libertà. Qui con voi c'è sempre il vostro signorino della Cattolica, Marco Rubeo, insieme al cugino Vittorio Le Donne. Buonasera cugino. Buonasera a tutti, e volevi dire in realtà l'ultima puntata in generale dei Barbari Eleganti, perché finiremo in carcere dopo questa puntata, vedendo le grandi indiscrezioni che sono uscite nell'ultima settimana. Allora, diciamo che per l'ultima puntata ovviamente non potevamo non preparare qualcosa di spumeggiante, come direbbe Jim Carrey, e insieme a noi, come ormai di consueto, come ormai conduttore fisso di questa trasmissione, abbiamo il signor Talebano. Buonasera a tutti. Sono veramente soddisfatto oggi perché finalmente questa trasmissione verrà cancellata una volta per tutte. No, abbiamo detto questa frase tante volte ma non si è mai concretizzata, quindi cos'è quello che le fa credere che questa volta si concretizzerà? Beh, il fatto che sono uscite delle nuove inchieste e delle nuove immagini riguardo gli Epstein File. Aia, cugino? Per fortuna dalla Donald Trump, con l'uscita degli Epstein Files, era riuscito a coprire tutte le tracce con le famose foto oscurate, i documenti tagliati. Purtroppo non so come questo maledetto del Talebano è riuscito ad entrare in possesso di foto e file, come dire, che dovevano rimanere riservati, e diciamo che siamo tutti un po' con la strizza in questo momento. Possiamo annunciare in diretta nazionale che finalmente siamo entrati in possesso dei file censurati presenti negli Epstein Files. In particolare di foto, non tanto di documenti, non tanto di ricevute, non tanto di video, quanto di foto. Abbiamo delle foto che erano state censurate delle Epstein Files. Ora, signor Talebano, prima di mostrarle, di fare questa esclusiva in diretta nazionale, anzi in diretta mondiale, perché alla fine siamo stati i primi e attualmente gli unici ad esserci arrivati, non voglio sapere come ha fatto, ma come la fa sentire questa cosa? Mi fa sentire molto sollevato, perché mi dispiace per Jeffrey, che era un mio caro amico, abbiamo collaborato assieme tanti anni, si può dire, non c'è nulla di male. Vabbè, era un criminale però. Non è vero, era un pedofilo, sì, era un criminale, però vabbè, questi sono dettagli, cioè, io ho fatto qualche collaborazione, non è che... No, va bene, non la sto accusando di nulla. No, infatti. Beh, poi nella sua religione, diciamolo, sono cose anche ammesse, le ha fatte il profeta, quindi perché non dovrebbe farlo Epstein? Ecco, la redazione di Radio Libertà finirà come Charlie Hebdo, a quanto pare. 10 anni dopo, eccoci ancora qua. Sì?
Io sono veramente soddisfatto di essere riuscito a reperire dopo anni queste foto che avevo nel cassetto e di poterle mostrare al pubblico finalmente, per poter cancellare una volta per tutte questo programma e far vedere veramente chi si è celato per anni su queste sedie a parlarvi, a incantarvi. Sì. Non sono solo dei raccomandati, non sono solo degli incompetenti, ma sono anche dei criminali. Ma stai parlando forse di noi? Sì. Ah, bene, bene, va bene. Allora, prego, introduca lei le foto. Beh, se possiamo mostrare a schermo. Perfetto. Qua possiamo vedere Terribile. Terribile, assolutamente. Possiamo assolutamente vedere Jeffrey Epstein con sua moglie, e quello lì è Luca Adalberto Scognamiglio, che non so sinceramente cosa stia tenendo in mano, ma possiamo intravedere una figura baffuta. Credo che sia la sua foto quando ancora non si era fatta la barba. Esatto. Sì. E Colpevole, tra l'altro, c'è scritto colpevole infatti per sua stessa missione, con una chippa in testa. Ecco, esatto. Attenzione, rivelazione sconcertante: Luca Scognamiglio, È ebreo. che è sempre andato contro lo Stato di Israele e la religione ebraica, si è scoperto essere in realtà un filo israeliano. Ecco. E già questo è eccezionale. Signor Adalberto ci deve delle risposte. Possiamo proseguire con la seconda immagine. Vabbè, questa qua Vabbè, ormai ce l'aspettavamo da lui ormai. Cioè, Gazzola rinomato per le orge a Mosca, per i casi di pedofilia a Casablanca. Ci Casablanca, la aspettava- tratta delle schiave, le transessuali violentate, queste reminiscenze dalle precedenti stagioni. Ci stupisce che sia Pure alle feste negli di Epstein? File. Assolutamente no. Ci stupisce che sia accanto a 3 bellissime donne? Assolutamente no. Possiamo andare avanti. Beh, È non una c'è foto nulla- che si commenta da sola. Quindi. Ma direi che c'è anche poco da commentare. E questa mi aspettavo anche questa. Ti aspettavi anche questa? Assolutamente sì. Vittorio ha sempre difeso il buon Bubba e l'ha sempre elogiato per le sue enormi prestazioni a letto. Giustamente tutti quanti noi ci siamo chiesti: ma Vittorio, com'è possibile che tu sappia così tante cose? Ebbene sì, Vittorio faceva le orge con Bubba e il presidente degli Stati Uniti in persona. Non c'è stato Smentisci? assolutamente nulla di illegale in quello che è successo. Eravamo con il presidente Trump, con il presidente Clinton a fare delle cene eleganti. E come disse il mitico giornalista Giuliano Ferrara, erano delle bellissime cene eleganti, non ci vedo nulla di illegale. La mia L'unica cosa che ti posso posizione rimproverare è è che tu non assolutamente- abbia la camicia in questa foto. Cioè si nota che magari è arrivato in ritardo. Ero arrivato un po' in di ritardo, fretta, sì, ero sì. arrivato all'ultimo minuto, mi era venuto a prendere Ghislaine Maxwell con il jet privato e sono arrivato sull'isola di Epstein molto tardi, quindi... Tra l'altro, cugino, queste sono foto di tanti anni fa, però tu sei stranamente uguale a come sei ora. Quindi come la perché io, spieghiamo? più passano gli anni e più ringiovanisco, in realtà sono ancora più giovane adesso. Benjamin Button. Esatto. E la rinoplastica. È la rinoplastica. E possiamo... No, fermi tutti, non è finita qui. Voi direte, ma chi altro c'è? Ebbene sì, abbiamo No, anche lui. no, Abbiamo no. anche lui. L'abbiamo colta in fragrante. Rimetta la foto. Ce l'abbiamo. L'abbiamo colta in fragrante. No. Ah, innanzitutto, qua sicuramente, prima del famoso incidente che ha fatto, dove le hanno amputato 20 centimetri di altezza e le hanno tolto anche 20 centimetri in più anche di apertura delle spalle. Possiamo notarlo accanto a una ragazza con parvenze mi sembra un fotomontaggio fatto un po' male, onestamente, piuttosto che credere non è alla storia dell'incidente. assolutamente un fotomontaggio. Ah, ok, Sì, assolutamente. Ecco, cugino, perché difendi con così tanto vigore la famiglia reale. Questo qui dimostra le tue amicizie con il signor Andrew Mountbatten Windsor. Principe Henry. Ormai è Principe stato tolto Andrew, dei scusate. titoli. Principe Andrew, scusate. Ormai non lo è più. Chi nasce principe è principe per sempre. Ma quindi è per questo che sei così legato alla famiglia reale d'Inghilterra? Al glorioso casato dei Windsor, certo, ovviamente, perché non dovrei esserlo, sono una gloriosa famiglia reale. Viva la monarchia sempre. E cosa ci facevi invece con la signorina Virginia Giuffre, insomma, in compagnia del principe Andrew e di Ghislaine Maxwell? L'ha chiesto lei. L'ha chiesto, ok. Io sono stato invitato e quando ti invitano cosa fai? Non ci vai?
No, beh, cioè, sarebbe un peccato. Ha portato anche qualcosa, magari una bottiglia di vino, un po' di droga dello stupro. Come funzionava? Ho per entrare lì? portato il solo e unico mitologico albero di Natale, come diceva Vittorio nella scorsa puntata, Certo, anche se era certo. pieno agosto. Beh, capita. Tra l'altro io sono l'unico vestito autunnale a quanto E si pare. vede che c'era una giornata molto piovosa per sì. quello. Sarei appena arrivato anche tu, sicuramente. Bene, le foto sono finite qui. No. Le foto non sono finite qui perché ce n'è anche un'altra da cui il signor Talebano si è dissociato. Eppure è uscita, è arrivata alla redazione di Radio Libertà. Vogliamo farla vedere, signor Talebano? Non Vuole so schiacciare lei il minimamente a pulsante? cosa vi state riferendo. A questa! Eccoci qua! Posso spiegare. Cosa puoi spiegare? Io, il dottor Jeffrey Epstein e l'onorevole Donald J. Trump da sempre siamo stati collaboratori, ecco. E Collaborazionisti. sì, allora, lo ammetto. Abbiamo partecipato assieme a degli eventi a casa del dottor Epstein perché le mie mogli, molte mogli, molto giovani, piacevano molto. Quanto giovani? Molto giovani. Non anche- arrivavano a due cifre con i numeri dell'età. Quindi anche tu hai seguito le orme del profeta, in pratica. Penso di aver fatto di meglio. No, vabbè. Io sono un grande talent scout. Quindi ma funziona così. consumato ancora prima dei 9 anni. Lui ha seguito le orme del suo profeta. Del suo profeta. Ha seguito i canoni della sua religione. Seppur possa suonare male a voi italiani, da me non è reato, quindi può sembrarvi strano, ma non è ci può assolutamente confermare così. quindi anche che la vergognosa operazione di ritiro delle truppe statunitensi dall'Afghanistan è avvenuta anche grazie a una mediazione dell'ottimo Jeffrey Epstein con il presidente Trump. Sì, diciamo che c'è stato sono uno state scambio delle trattative segrete delle che sono trattative arrivate. segrete durate un paio di ore, giusto il tempo di scambiare un attimo alcuni componenti del nucleo familiare per poi dopo riassegnarli tranquillamente come era all'inizio. Comunque è arrivato un messaggio da un certo Luca Adalberto Scognamiglio che scrive: vi denuncio. Prego, Sarai denunciaci. denunciato tu, Luca Denunciaci. D'Alberto Scognamiglio. Denunciaci. Tanto tu sei in galera a vita dopo ste foto. Che vuoi fare? Che vogliamo fare? Guerra tra falliti? Questa è una citazione di tutto rispetto. Cugino, comunque la cosa divertente è che non ci denuncerà per averlo messo negli Epstein Files, anche se la foto è palesente vera, Certo. ma per avergli dato dell'ebreo, sicuramente per quello che ci denuncerà, se puoi confermarci, caro dottor Adalberto. Sì, sicuramente ci denuncerà per quello. Bene, ragazzi, manca un minuto al momento in cui dovremmo mandare la prima canzone. Come avete passato il Natale? Così. Beh, si è mangiato. Lei che cosa ha fatto la sera della vigilia? Ma io niente, io ho lavorato, per È me era un giorno musulmano, come tanti alla esatto. fine. Hai cioè, lavorato? Non eri da nessuna parte? No, sicuramente non ero a casa del dottor Epstein, essendo che ormai non si possono più fare questi giochetti. E lei? In realtà, guarda, quando sono morti il dottor Epstein e il dottor McAfee, cioè per me ogni Natale ormai non è più pieno come una volta. Una volta ci si divertiva, c'erano degli ottimi festini a cui andare, adesso la monotonia sta vincendo. Purtroppo anche Diddy è in prigione, quindi non si riesce più a divertirsi in questo mondo. Tra poco anche Alfonso. Sì, ormai siamo rimasti a fare il 24 dopo una poltrona per due lì in Gran Bretagna, vestiti a Babbo Natale, a cercare Da donne. quella signora da di quella nome signora. Susi. La signorina Susi, che ringraziamo per averci ospitato a prendere un caffè a casa sua alla Per vigilia. averci fatto passare una bellissima vigilia di Natale. Benissimo, allora direi di andare con la prima canzone, DJ Matrix con la sua tarantella, Quando c'era Silvio. Diciamo che si va di male in peggio, si alza tutto tranne lo stipendio, lavoro per pagare le bollette e dopo in tasca non mi resta niente. Ma quando c'era Silvio si stava molto meglio, avevo solo un vizio a forma di trapezio e tutte le ragazze che passavano di là dicevano che bello questo presidente qua, sarebbe in un'isola a giocare a golf con Trump, ci mancherà per sempre il nostro presidente.
ha fatto 4 figli, ha vinto 5 Champions, ha un patrimonio che supera i 6 miliardi di euro. È inutile negarlo, lui la sapeva lunga, saremmo andati tutti volentieri a un bunga bunga. Mi sa che nostro figlio lo chiameremo Silvio, ci manchi il presidente, se n'è andato pure Emilio. Se vuoi un finanziamento, batti le mani a tempo, ci vogliono 40 anni per un mini appartamento. Ma quando c'era Silvio si stava molto meglio, aveva solo un vizio a forma di trapezio, e tutte le ragazze che passavano di là dicevano che bello questo presidente qua, sarebbe in un'isola a giocare a golf con Trump, ci mancherà per sempre il nostro presidente. Il nostro presidente. E rieccoci su Radio Libertà con i Barbari Eleganti dopo Quando c'era Silvio di DJ Matrix, musica di gran classe per citare altre emittenti radiofoniche che ora ci denunceranno probabilmente. Quindi come vogliamo procedere? Vogliamo procedere in maniera seria? Bah, seria. Per quanto possa essere seria questo programma. Prego. Io direi di procedere in maniera seria. Ampi è già qua. Torniamo nei meandri della più impervida serietà. Ampi contro il concerto di Kanye West in Italia, antisemita e violento, incompatibile con la nostra Costituzione. L'Ampi si oppone al concerto di Kanye West a Reggio Emilia, messaggi del rapper contrari ai valori della Costituzione e dell'antifascismo. Beh, in effetti è vero. È dichiaratamente antisemita e nazista Kanye West. Ma Kanye West sa che la Costituzione italiana esiste? No. Vogliamo biasimarlo per questo? Kanye West sa che esiste l'Italia? No. Gino? Ma forse lo sa perché avrà portato l'ex moglie a fare shopping a Milano o qualche sfilata. Io mi ricordo delle foto a Venezia su una gondola, quella sì. Poi, cioè, veramente, detto ormai, per quello che è diventata l'Ampi ormai, cioè, è divertente, un po' il bue che dà del cornuto all'asino, insomma, sostenere i palestinesi e soprattutto Hamas, che sono letteralmente figli dei fratelli musulmani e quindi fascisti, cioè è il bue che dà del cornuto all'asino. Ormai di antifascista non è rimasto nulla dell'Ampi. Credo che i partigiani, vedendo l'evoluzione dell'Ampi, si stiano rivoltando nella tomba. Poi magari attaccano pure il buon Jeffrey, che era una persona squisita. Vabbè, adesso. Era un patatone, dai. Era un patatone. Non si merita tutto questo accanimento mediatico. Cioè, guardalo, la foto con il dottor Talebano dimostra che è riuscito a mettere insieme tutte e tre le religioni abramitiche. Cioè, chi poteva riuscirci se non lui? Modestamente solo il Talebano. L'Ampi si è dichiarata contraria al concerto che Kanye West terrà sabato 18 luglio 2026 alla RFC Arena di Reggio Emilia. La sezione di Reggio Emilia dell'Associazione dei Partigiani, infatti, ha diramato una nota ufficiale in cui spiega che i valori che il rapper ha diffuso in questi ultimi anni sono contrari a quelli della Costituzione italiana. Consapevoli di non poter fermare un evento del genere, questo concerto segna il ritorno in Europa dopo 10 anni, l'Ampi ha comunque deciso di esprimere la propria contrarietà rispetto alla scelta degli organizzatori privati. Ma si può che nel 2025 l'Ampi si occupa di commentare chi viene o meno in Italia a fare i concerti? Cioè, invece di ringraziare che ci sia un artista internazionale che vuole venire in Italia a fare un concerto da 100.000 spettatori, portare un sacco di indotto sicuramente, e soddisfare, saziare i fan che da decine di anni lo aspettano, si mettono a contestarlo. Beh, l'Ampi sta, diciamo, dichiarando di non voler ammettere una persona nera che viene in Italia regolarmente. Sì. Fa abbastanza ridere questa cosa, Sì. vedendo le dichiarazioni degli ultimi anni. Diciamo che secondo me Kanye West è un personaggio
più che discutibile, secondo me meriterebbe di essere in un manicomio rinchiuso. No, Sì, no. assolutamente sì. Dai, poraccio. Lui Trolla. No, non trolla. Trolla. Ha palesemente dei problemi mentali. Trolla. Dichiaratamente anche quelli, però Trolla. come hanno dei problemi mentali, chi ascolta Kanye West ancora e pensa che possa essere una persona valida, Che ha speso soprattutto 300 euro per un biglietto per andare a vederlo. Però chi vabbè. ha fatto il capolavoro è stato chi ha fatto il listening party a Milano. Cioè, Sempre lui lui. che gira col CD sottofondo e saluta così. E intanto come si il prende 150 euro a biglietto. Cioè, ma No, io no, dico, è lo lui. fai per Ma il- quello è il metodo Vanna Marchi, i coglioni vanno inculati. Tra l'altro salutiamo il dottor Fertonani che era lì a quel listening party e sicuramente andrà anche a Reggio Emilia l'anno prossimo. Io A non spendere so. metà dello stipendio di uno stagista di Milano per andare a vederlo. Comunque, dovremmo avere una chiamata? Buonasera. Buonasera a tutti ragazzi di Zeta. Buonasera. Volevo dire qualcosa sul nucleare, ragazzi. Sì. Cose che forse sapete e non sapete. Allora, Albert Einstein un giorno disse questo, ragazzi: il problema di oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Con questo, secondo me, voleva dire che non è la tecnologia a dover fare paura, ma chi quella tecnologia la può usare. Assolutamente. Allora, il problema è sempre quello. La tecnologia, secondo me, ha fatto e sta facendo passi da gigante, ma l'uomo è rimasto, per dirla con le parole di Desmond Morris, una scimmia nuda. Anzi, con l'aumento della popolazione e con la globalizzazione sono aumentati i conflitti, secondo me, e con i conflitti i problemi. Ma a tutto c'è rimedio, ragazzi, sperando che non sia quello definitivo. Tutto qua, vi saluto e una buona serata anche a voi. Grazie, una buona serata e buon anno, buona fine dell'anno. Il discorso che ha fatto la signora Lisetta sull'energia nucleare va benissimo anche per le armi, comunque mi sentirei di aggiungere. Comunque, quello che è un po' stucchevole, tornando al discorso di Kanye West, è che venga tirata sempre in ballo la Costituzione, i valori della Costituzione italiana, antifascista, anti quello che volete, cari signori dell'ANPI, però a sproposito, cioè chi studia veramente la Costituzione e chi studia veramente la Costituzione sa quanto lavoro c'è dietro e quanto significato racchiude ogni singola parola, si arrabbia, anche si stufa nel mio caso, di vederla citata a piacimento quando conviene, solamente per dire che non ci si trova d'accordo con quello che si sta dicendo. Hai dei valori discutibili, quindi violi la Costituzione, che è un discorso che non vuol dire nulla, perché innanzitutto la Costituzione non si viola, a meno che ti metti a dare al Parlamento 2 seggi in più di quelli che secondo la Costituzione gli spettano, o ti metti ad eleggere le massime cariche dello Stato in una maniera differente, non stai violando la Costituzione, perché non è la Costituzione che viene violata. Al massimo, però... Beh, forse cugino, la loro paura è che Kanye West il prossimo, quando sarà il concerto, il prossimo 18 luglio 2026, non abbia intenzione di rifondare il Partito Nazionale Fascista. Beh, probabilmente è quello, ma anche quello non vorrebbe dire violare la Costituzione, perché in nessun articolo della Costituzione c'è scritto quello. Quello è scritto nelle disposizioni transitorie per quanto riguarda l'eleggibilità degli ex membri del partito fascista, però non dobbiamo addentrarci in un discorso da costituzionalisti. Io vorrei semplicemente dire, va bene, sì, ma questo è l'unghia proprio del discorso. Io vorrei semplicemente dire basta, ve lo dico da uno che la Costituzione l'ha studiata, la studia, neanche abbastanza appassionato, basta continuare a studiare, basta continuare a citare la Costituzione a sproposito. Dite che non siete d'accordo, dite che non vi va bene, non tirate in ballo la Costituzione quando si parla di qualcuno che dice cose che non piacciono a voi, perché una cosa è dire cose che non vi piacciono, una cosa è trollare come penso che faccia, una cosa è dire anche cose atroci come le dice lui, su cui possiamo essere contrari, una cosa è dire risultare incompatibili con i valori fondanti della Costituzione, perché ve lo dico, quantomeno a livello giuridico non significa assolutamente un cazzo questa cosa, quantomeno a livello giuridico.
Signor Talebano, se la sente di aggiungere qualcosa. No, non mi sento di aggiungere niente, se non che ormai l'Ampi è diventata un'associazione ridicola. Un po' al pari di Kanye West. No, io invece voglio provare ad immaginare, cioè, i padri costituenti Esatto. che se potessero in qualche modo vedere come viene tirata in mezzo la Costituzione, Esatto. e vedere che viene utilizzata per non organizzare in Italia il concerto di un rapper afroamericano. Mi immagino. Secondo me la prima cosa che farebbero sarebbe limitare la libertà di stampa per censurare questa trasmissione. Beh, quello sicuramente, poi magari anche per sciogliere l'Ampi vedendo quello che è diventato, ma i primi sarebbero i gruppi appunto poi della fazione quella del gruppo popolare, tipo il Partito Comunista, il Partito Socialista dell'epoca sarebbero i primi a vedere. Sì. Possiamo dire, è francamente ridicolo. Cioè, una decisione nata alla luce delle dichiarazioni e dei messaggi più volte diffusi dallo stesso, caratterizzati da contenuti che risultano incompatibili con i valori fondanti della Costituzione. Ma che cazzo siete, la Cartabia? Ma che cazzo siete, Giuliano Amato? Siete i giudici della Corte Costituzionale che venite a parlare di queste cose, che fate discorsi del genere? Io scommetto che la persona che ha scritto questo comunicato non è neanche laureata, oltretutto. Non ha studiato nulla, non sa quello di cui parla, ma tira in ballo la Costituzione a cazzo perché ha visto una volta un post di Kanye West dove dice non mi piacciono i negri. E quindi dice no, è incompatibile con la Costituzione. È incredibile. E chiudendo questo discorso direi di andare con qualche jingle e poi la splendida canzone di Spalexma, We Are Charlie Kirk. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Open your eyes, this is the world. Sic et non, una chiacchierata in libertà con ospiti e telefonate per chiarire, per indagare il politicamente corretto di oggi, per smontare le tesi del pensiero woke e per ragionare insieme all'insegna del buonsenso. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Libertà dalle 12 alle 13. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. He stood unshaken, a voice in the storm, a man of conviction, a heart reborn. He spoke the truth when the call
cost was high. He lived for Jesus, unafraid to die. We are Charlie Kirk, we carry the flame. We'll fight for the gospel, we'll honor his name. We are Charlie Kirk, his courage our own. Together unbroken, we'll make heaven known. A husband, a father, his family held near. A home built on scripture, on faith without fear. The world tried to silence, but his voice remains. In us it echoes, in Christ it sustains. We are Charlie Kirk, we carry the flame. We'll fight for the gospel, we'll honor his name. We are Charlie Kirk, his courage our own. Together unbroken, we'll make heaven known. The battle is raging, the darkness will fall. We rise with his spirit, we answer the call. E rieccoci con gli Spalexma, We Are Charlie Kirk, i barbari eleganti su Radio Libertà. Che splendida canzone. Molto bella, molto toccante. È diventata il meme dell'anno in pratica. Purtroppo, perché ci dispiace. Se vogliamo fare anche un recap delle disgrazie che sono successe quest'anno, l'omicidio di Charlie Kirk è sicuramente tra le disgrazie più grandi, e la disgrazia più grande nella disgrazia più grande è stata che sia diventato un meme. Un meme brain rot, soprattutto, quello è il problema. Perché ormai nel 2025 siamo, ormai 2026, siamo talmente dei decerebrati, siamo talmente dei bruciati che non riusciamo neanche più a soffrire, dobbiamo trasformare tutto in meme, in ilarità. O no, cugino? Infatti una delle altre disgrazie è che la povera signora Vance purtroppo è diventata una donna single dopo la morte di Charlie Kirk, però queste sono altri argomenti. Teorie del complotto, diciamo, teorie del complotto. Chi è stato sull'isola di Epstein non crede alle teorie del complotto. Non so a cosa ti stai riferendo. Le crea le teorie del complotto. Voi stessi eravate lì. Io non so di cosa stai parlando. C'è una foto di me col principe Andrea, ma non c'è scritto da nessuna parte che era l'isola di Epstein. Quindi... No, sai, la camicia, le tende, la ragazza minorenne accanto, ci sono tanti segnali. Vabbè, comunque non è una... Maxwell. Vabbè, comunque... Cioè, non mi sembrava il classico provino per il grande fratello, ecco. No, anche perché altrimenti non avresti trovato la ragazza. Comunque... Si fingono carabinieri e rapinano la casa di una famiglia rom, arrestati 2 poliziotti e 2 complici. Qui prendendo a piene mani dal catalogo dei meme più duraturi della storia. Cioè, ma si sta ribaltando la situazione. Se posso permettermi, cosa pensavate? Sicuramente magari c'era tanto oro. Tra l'altro sono 2 poliziotti che si fingono 2 carabinieri, quindi comunque cioè, rimaniamo sempre nelle forze dell'ordine, però macchiamo la divisa di un'altra arma. È meraviglioso tutto ciò, sinceramente. Proprio questo è un mondo al contrario. Questo è il mondo al contrario. Una finta perquisizione ha portato a una vera e propria rapina. Determinante il ruolo di un bassista che ha rivelato la presenza di preziosi all'interno dell'alloggio. E dove saranno stati recapitati quei preziosi? Secondo la ricostruzione, gli arrestati si sarebbero introdotti nella casa dei 2 coniugi all'interno del campo rom di via dei Gordiani, fingendosi carabinieri dei Parioli.
secondo quanto appreso, hanno presentato un distintivo delle forze dell'ordine, sostenendo di dover eseguire una perquisizione per cercare armi e droga. Una volta dentro avrebbero bloccato i 2 adulti e i loro figli minori, chiudendo la porta di casa e alzando la voce contro la donna che aveva dubitato della loro identità. Lo spavento, raccontano gli inquirenti, sarebbe stato tale da causarle un malore e da far piangere dalla paura il figlio 12enne. È incredibile, cioè è il mondo al contrario. Sono 2 poliziotti che si fingono carabinieri e rapinano la casa di una famiglia rom. Ma possiamo dire, oltre al mondo al contrario, tutto sommato, non è questa gran disgrazia? Tutto sommato, ci interessa qualcosa? Ci interessa qualcosa? Assolutamente no. Tutto sommato, siamo a favore di questa cosa. Beh, per il content, dai, quantomeno è divertente. Cioè, per i barbari eleganti è una cosa molto Quantomeno è divertente. divertente. Ah, diciamo che comunque stiamo ridendo su una persona che ha avuto un malore per colpa di 2 persone che stavano derubando qualcuno, perché anche se erano dei poliziotti. Sì, ma era una famiglia rom comunque. Beh, cos'è apartheid? Vabbè, ma comunque, cioè, nel senso, il livello cioè, tu di... che sei italiano, bianco, non puoi essere derubato da un poliziotto e un rom, sì, fammi capire. Poliziotto che si traveste da carabiniere. Giusto, Cioè, giusto. c'è perdone. dell'ingegno. No, ma comunque. c'è dell'ingegno, perché chiaramente tu, abusi del tuo distintivo. Diamo la colpa a altra gente, che non c'entra assolutamente nulla. Tra l'altro il distintivo sarei curioso di vedere se era finto o l'hanno presa qualcuno, anche perché se sono arrivati lì con la macchina dei carabinieri... Sì. Dove l'hanno presa questa macchina? E se fosse tutto un grande complotto? E se in realtà fossero davvero dei carabinieri e questa cosa l'hanno fatta... Che si fingevano dei carabinieri? No, sono dei carabinieri che si fingevano, dei poliziotti che si fingevano da carabinieri. Eccezionale. Apposta per spalare letame sull'arma dei poliziotti. Eccezionale. È incredibile. È incredibile. È una notizia che si commenta da solo. Mi dispiace per la signora che ha avuto un malore. Sì, Speriamo ma si sia ripeto, ripresa. viveva in un campo rom. Cioè, cugino, secondo te se queste persone non fossero state all'interno di un campo rom, avrebbero comunque subito questa rapina? Allora, vedendo il livello delle famiglie rom della capitale, io mi limiterò a dire che mando un grandissimo augurio alla signora, spero che si possa riprendere. Vi invito assolutamente a non venire a casa mia a trivellarci di colpi, insomma, conoscete un po' le persone che ci sono dietro nel mondo dei rom della capitale. E mi limiterò a dire che mi dispiace per loro e spero che giustizia venga fatta. Noi siamo persone garantiste che difendono anche i diritti delle persone rom. Non ci sono assolutamente prove che quegli oggetti arrivino da un misfatto, da un colpo importante. Assolutamente, magari sono delle persone che sono dei normalissimi lavoratori che non hanno fatto nulla di male. Io spero che i discendenti della Io penso che se tu nel 2026 abiti in un campo rom, nel 2026, il fatto che 2 poliziotti si possano fingere carabinieri e venirti a rubare in casa è il minimo che ti meriti, Cugino, onestamente. io sinceramente non mi metterei contro certe famiglie rom di Roma, poi non so tu, Vabbè, ma non penso che abbiano voglia di venire fino a Milano per crivellare di colpi uno che ha detto una... E magari però ti mandano qualcuno da Milano, cosa ne sai? Beh, dai, adesso... Cugino, io il rischio non lo prenderei. Magari più precisamente dalla città in cui abiti. Magari se, non so, se il talebano poi ci manda qualcuno dei suoi uomini per difendere le nostre... La scorta. La scorta... Allora, io non è che adesso la scorta smuovo... ufficiale dall'Afghanistan. Io non smuovo i miei sottoposti per difendere una persona che potrebbe darmi al massimo un paio di milioni come reddito. Che si faccia procedere già lo Stato italiano. Oddio. Purtroppo non ho neanche più Jeffrey da chiamare, quindi dovrò chiamare Donald Trump. Direi che va bene così. Io sinceramente, ragazzi, che non ho festeggiato Natale, vi chiedo, ma voi di solito che giochi fate? Cioè, perché io so che c'è questa usanza dei giochi dopo Allora, io pranzo. non faccio mai giochi di carte, però ho sempre giocato a tombola. Purtroppo quest'anno ho fatto solo un ambo. Ma come funziona? Cioè, cosa si vince? Beh, chetamina e cocaina, a quanto pare, o quantomeno solo a Terni.
La tombola con premi in chetamina e cocaina per la festa natalizia in centro. Arrestato un 38enne a Terni. Una stupefacente checatombola. Tombola, non lo so come lo dovrebbero chiamare. Una stupefacente chetatombola, chiamiamola così, suona anche bene. Chetatombola con la droga in premio per ambo, terno, quaterna, cinquina e tombola. Intervento di carabinieri e polizia per detenzione a fini di spaccio. Beh, spettacolare. Una tombola stupefacente con premi in chetamina e cocaina per la festa natalizia in centro. Nella serata di sabato 20 dicembre i carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale di Terni, che al mercato mio padre comprò, in collaborazione con il personale della polizia locale di Terni e della stazione di Papigno, hanno tratto in arresto un 38enne ternano per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. L'uomo, conosciuto dagli operanti poiché gravato da precedenti specifici in materia di stupefacenti, è stato fermato in centro alla città, appena sceso da un taxi. Il suo atteggiamento nervoso e insofferente ha indotto gli operanti ad approfondire il controllo, sottoponendo la perquisizione personale, all'esito della quale sono stati rinvenuti, occultati negli slip, 3 involucri contenenti rispettivamente il primo circa 3 grammi di chetamina, gli altri 2 altrettante dosi di cocaina del peso totale di poco inferiore al grammo. Vabbè, uso personale, su. Ma era la tombolata, dai, era la tombolata. Momento goliardico tra amici, sì, insomma. Ah sì, ma tra amici si fa. Cioè, c'è chi si gioca alla 13ª, la pensione, la casa, quello invece non va bene. Questo non è neanche gioco d'azzardo. Ma no, infatti, cioè, cosa c'è in non... palio? Un paio di grammi di cocaina? Cioè, ma in tutte le famiglie italiane si gioca a soldi, quantomeno in quelle che hanno delle belle tradizioni. Io in famiglia abbiamo sempre giocato 1-2 euro. Chi faceva l'ambo prendeva 1 euro, chi faceva la tombola prendeva 5 euro. Quello sarebbe gioco d'azzardo in teoria, che non si potrebbe fare, però lo si fa lo stesso. Quindi, se vogliamo chiudere un occhio, perché non possiamo chiuderlo anche per chi gioca con qualcosa di meno eticamente scorretta del vil denaro, quale la chetamina e la cocaina? ma io non ci vedo nulla di male, continuo a ripetere, cioè, anche perché alla fine è una cosa che sicuramente poi avrebbero condiviso. Assolutamente. Perché lo spirito di Natale è anche questo, condividere le proprie Vedi, cose. non è come il vil denaro che quando lo vinci te lo metti subito nel portafoglio. Non credo che uno dice ok, aspetta, me la prendo via la chetamina e vado a farmi da solo. Comunque alla fine si condivide. E alla fine è anche il bello del gioco, anche il bello della condivisione. Sì, esatto, cioè comunque sei lì in famiglia, ma poi c'è, con tutto il rispetto, la metà delle famiglie italiane a Natale sono ubriache fradice, che non si reggono in piedi dall'alcol e si mettono a giocare d'azzardo alla tombola 100 euro a botta. Vabbè, non tu. Cioè, Beh, questi adesso non penso cioè, che addirittura arrivino a 100 euro a botta. Che differenza c'è tra queste persone, ok, e delle persone che al posto di giocarsi 100 euro in contanti si giocano 100 euro di cocaina? Non ci vedo nessuna differenza. Che al posto di essere ubriachi siano strafatte. Non ci vedo nulla di male, soprattutto. Cosa abbiamo qua? Abbiamo qui un messaggio proprio Riguardo alla notizia di prima. La notizia di prima, Riguardo esatto. alla notizia di prima, il buon Paolo ci scrive sul WhatsApp della radio, e invitiamo tutti a mandarci WhatsApp con le vostre opinioni al E WhatsApp insulti. della radio e insulti al WhatsApp della radio, che il numero è il numero è 340 670 9659. Paolo ci scrive, riguardo alla notizia di prima del furto nel campo rom, effettivamente i preziosi sottratti erano ricordi di famiglia, ricordi di vecchi furti. E io qua mi sento di ritornare al mio commento di prima. Se nel 2026 vivi in un campo rom, un furto da parte di 2 poliziotti che si invingono carabinieri è il minimo che tu ti meriti. Però, torniamo alla chetamina. Sto dicendo, non ci vedo assolutamente nulla di male e lo trovo molto più etico rispetto a quello che si fa normalmente. Secondo me, questi controlli da parte dei carabinieri tra i rom e gli spacciatori stanno iniziando a essere un po' troppo eccessivi, invadenti, perché ecco. il fatto che la gente non possa delinquere, non possa rubare, non possa spacciare non fa bene alla democrazia. No, perché in un paese assolutamente. democratico la gente può fare quello che vuole. Quindi lei è d'accordo con un noto giornalista, come direbbe Luca Scognamiglio, nasone, che appartiene alla concorrenza, quindi di cui diremo il nome, che poi insomma i furti da parte dei rom è un sintomo di forza e di benessere della democrazia. Quindi... Esatto, perché se la gente ha ancora oro a casa e non se lo va a vendere come nel 2008, nel 2012, vuol dire che effettivamente ha liquidità. Quindi non c'è nulla di male.
Quindi gli ottimi messaggi dei barbari eleganti. E se i rom in realtà fossero dei Robin Hood? Cioè che rubano i ricchi per dare, vabbè, loro stessi in questo caso, però ai poveri, nel senso magari poi lo condividono, non si sa. Vabbè. Io penso che comunque se nel 2026 vivi ancora in un campo rom, un furto da parte di poliziotti che si vestono da carabinieri, te lo meriti. Comunque, torniamo nei nostri amati Stati Uniti d'America, cugino. Torniamo nella ridente Florida, al posto dove un giorno spero di potermi trasferire. Tra l'altro sai che una casa sì, esatto, sai che una casa in Florida costa quanto una casa a Milano? Cioè, se dovessi scegliere, dove abiteresti tu, cugino? Ma il clima della Florida non è proprio il mio preferito. Vabbè, Gradisco comunque... molto il fatto che ci sia una bassissima tassazione in Florida, quello lì assolutamente. Ecco, un uomo della Florida avrebbe investito con l'auto una modella durante il loro primo appuntamento. No, descrivi bene, una modella. Allora, ok, pardon, rileggo bene. Un uomo della Florida avrebbe investito con l'auto una modella piedista durante il loro primo appuntamento, dopo che lei si era rifiutata di farsi annusare i piedi. Cugino, ma perché? Secondo quanto riportato dalle autorità e dai rapporti, un uomo della Florida avrebbe investito con la sua auto questa modella dopo che si era rifiutata di lasciarsi annusare i piedi. Secondo una dichiarazione giurata di arresto ottenuta dal Post, domenica scorsa Helmut C. Circle, 28 anni, avrebbe organizzato un incontro con la donna su un'app di incontri in una stanza del Serena Hotel di Aventura, quando le avrebbe chiesto se poteva annusare i suoi piedi e comprarle delle scarpe da ginnastica usate. La modella, che ha chiesto di rimanere anonima, ha detto a Circle che lui avrebbe dovuto sborsare $1.000 per le scarpe e che lei avrebbe dovuto recuperarle dalla sua auto, ha riferito la polizia. Circle, comunque, non ha accettato e se n'è andata usando il bagno. Cugino, secondo te è giusto che quest'uomo non abbia sopportato questo rifiuto e abbia deciso addirittura di investire con l'auto questa modella perché non gli ha fatto annusare i piedi? Cioè, tu che sei un grande fan del feticismo dei piedi, cosa ne pensi di questa cosa? La passione del tuo club può addirittura arrivare a un livello del genere? Ma allora, certamente da condannare il gesto, perché la violenza non è mai giustificata. Detto questo, un po' lo capisco. Si capisce, cioè va bene se proprio voleva. Poi non conosco bene le dinamiche, cioè se tu hai accettato di vederlo per un incontro a pagamento, ok, ma $1.000 per delle scarpe, insomma, su Vinted trovi delle occasioni decisamente migliori, e ci specifichiamo che non è una pubblicità Vinted. No, ho sentito dire, non c'è nessun motivo personale, ecco. Quindi dici gesto condannabile, però un pochino lo capisci. Lo capisco, cioè poi se sono messi d'accordo per fare quello, cioè è brutto il fatto che abbia tirato così tanto la corda, cioè sfruttare poi un piacere che una persona ha non è una cosa bella, cioè è come dire che per una persona, per un normale atto sessuale, diciamo in Svizzera si facesse pagare 1.000 franchi, cioè non è una cosa che vedi abitualmente, magari a Dubai dove poi c'è anche un extra. Senza divagare, comunque un po' se l'è meritato. Un po' se l'è meritato. Certamente il ragazzo si è trovato di fronte a una situazione non piacevole. Va bene. Signor Talebano? È una situazione che sinceramente non riesco a comprendere. Poteva succedere solamente negli Stati Uniti, Ma no, una cosa del dai. genere. Ma no, dai. Sì, proprio il circo del mondo. Ma no, Sì, dai, sì, no. Il circo del mondo siamo noi. Situazione spiacevole, chiaramente. Però cosa devi dire? Situazione spiacevole, ma mai quanto a quella che è accaduta alle hostess di un volo da Malaga diretto a Londra. Perché? Cercano di imbarcare la nonna morta su un volo da Malaga a Londra. Sui social esplode la polemica, era in sedia a rotelle e non si muoveva. La compagnia aerea smentisce, aveva un certificato medico ed era viva all'imbarco. Ora, quando noi siamo andati nello Stato di Israele, caro signor Talebano, abbiamo fatto una nostra bella assicurazione che comprendeva anche il rientro della salma. Qui ti fa capire quanto è importante sottoscrivere quell'assicurazione per evitare di finire in situazioni del genere.
Beh, diciamo che allora, secondo me l'hanno fatto semplicemente per la pensione. Non Sì. mi stupirei poi magari Come quello- esattamente facessero. Dov'è che era Piacenza, Padova? Non mi Mantova. ricordo. A Mantova. Non mi stupirei dopo succedesse un Mantova bis. Da Mantova a Malaga è proprio semplicemente una questione di pochi istanti. Si sta alla fine. Cioè, il rientro della salma ti costa letteralmente un occhio della testa. Sì. Poi dopo io non so come funziona con tutte quante le beghe che ci potrebbero essere. Saranno delle beghe a burocratiche Londra. mica da ridere. Esatto. Perché Quindi- poi Unione Europea extra UE oltretutto, quindi... Ah, disastro colossale. Ma poi c'è questa famiglia, si sarebbe anche dovuta fermare a Malaga, aspettare Più che la giorni. salma dovesse rientrare, sborsare soldi. Cioè, chiaramente andavano in rovina. Quindi capisco questo tentativo last minute di poter portare la salma in tempo a casa per poi dopo facendo fare le cose con finta calma. che non sia successo nulla. Ah sì, non appena arrivavano a Londra Dicevano, oddio, la nonna "Oddio, è la morta", nonna, e quindi... ha avuto un calo di pressione, non ce ne siamo È accorti. dovuta all'aereo e quindi... Può capitare. Mi fa morire come abbiano cercato anche di buttare in mezzo la colpa della compagnia aerea, che magari non c'entrava proprio nulla, Esatto. poveretti. D'altronde cosa vuoi fare? Vuoi svegliare una nonnina addormentata su una sedia a rotelle? Assolutamente no, per facciamola fargli fare i imbarcare lo controlli, stesso. facciamola imbarcare. È weekend con il morto. È weekend con il morto. È Sì. letteralmente weekend con il morto, cugino. No, poi sarebbe comunque da chiedere agli altri passeggeri, cioè il brivido proprio di ritrovarsi con una persona morta in un aereo. Cioè. Poi pensa magari, noi non sappiamo da quanto effettivamente, se era ancora viva all'imbarco, se era morta prima e da quanto tempo fosse morta. Diciamo che le testimonianze dicono sembrava già morta. L'anziana appariva immobile, accasciata priva di qualsiasi reazione. Era evidente che non stesse bene. Quindi posso provare a immaginare, non so, magari l'odore che la signora poteva emanare. Immagina. Per cortesia, diceva, c'è il pannolone. Ma che puzza di cadavere putrefatto che c'è in No, questo aereo. Aprite un attimo il finestrino. No, è che c'è il pannolone, è vecchia. Non Sì, è è perché l'incontinenza, morta. È l'incontinenza degli anziani. Signori, siamo arrivati alla fine. Finalmente. Per chiudere, cioè che gli anziani puzzano di morto, cioè questo che vuoi dire? No. Cioè, è una cosa bruttissima quella che hai detto, Assolutamente no. Io mi dissocierei e mi mai scuserei detto con la questo. redazione per Mai detto questa questo, cosa che io hai mi detto. scuso con la redazione, anzi siamo arrivati alla fine del 2025, il nostro quarto anno, stiamo per entrare nel 2026. Mi è piaciuto il 2025 dei Barbe Eleganti? No, C'è perché stato anche è un un anno cambio- è un anno in più di scempio e di rovina di E questa pensa gloriosa... che molto probabilmente ce ne sarà un altro in più dal 2026, perché noi qua non molliamo, noi ci vediamo settimana prossima, lunedì prossimo, con la prima puntata del 2026. Uno dei più grandi atti di autolesionismo che una radio 2022, italiana... 2023, 2024, 2025, 2026. I Barbari Eleganti rovinano il quinto anno di questa decade. Un incubo senza fine. Io ringrazio la redazione di Radio Libertà per averci permesso di arrivare fino alla fine del 2025 e di non averci ancora cancellato il programma. Lei spera che comunque questa cosa accadrà. Ci farà compagnia anche nel 2026, signor Talebano? Dipende dai viaggi di lavoro, Da ecco, come va il mettiamolo Capodanno. così. Capodanno tanti botti. Tanti botti. E so anche dove farli volare questi botti. No. Come le è sembrato questo 2025, cugino? Ma diciamo che magari rispetto al 2024, dove eravamo riusciti a fare anche la storia, ci siamo mantenuti comunque su degli ottimi livelli, ma nel 2006 dobbiamo aumentare il livello di degrado che possiamo nel 2006. Ma al mondiale non ci arriviamo, ma che cosa mi viene a dire? Cioè, secondo te hai perso la Macedonia del Nord, riesci a battere quelle 4 pippe che ti ritrovi nei playoff? Dai, non scherziamo. Stavi dicendo, cugino? Di fare ancora peggio, cioè di aumentare ancora il degrado e di portare ancora cose mai viste in questa radio. Questo Cosa è si può fare l'obiettivo. peggio? Abbiamo mostrato degli Epstein file inediti oggi. Regia, lei è d'accordo? Nel 2026 i Barbe Eleganti dovranno fare peggio? La regia annuisce, benissimo. Nel Regia, caso è d'accordo che nel 2026 i Barbari Eleganti dovrebbero essere cancellati?
Annuisce anche regia questa annuisce. volta. Vabbè, ma annuisce a prescindere, quindi non... ha E annuito forse è anche questa morta come la volta. nonna. No. Ah, dice che ha messo un altro regia con il morto. No, weekend con la regia. Benissimo, signori, è tardissimo, dobbiamo salutare. Che dire, grazie per averci seguiti anche nel 2025. Vi diamo appuntamento a settimana prossima, lunedì prossimo, con i Barbari Eleganti nel loro 5º anno consecutivo, e non ci resta che dire all'anno prossimo, e come sempre, viva i piedi! In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non